buongiorno. Oggi mangiamo i ravioli di ricotta al sugo di maiale dei Nebrodi. È un piatto della tradizione siciliana che però ho voluto rivedere nell'utilizzo del maiale, utilizzando quello dei Nebrodi, che è molto più gustoso e particolare. Il sugo viene ottenuto dal concentrato di pomodoro, anch'esso giustamente siciliano, e i ravioli vengono conditi con della ricotta iblea profumata con della maggiorana. Il piatto finito poi viene condito con del caciocavallo grattugiato. La preparazione dei ravioli: innanzitutto per la pasta occorrono la farina di grano duro, che verrà impastata con dell'acqua, mentre poi il ripieno verrà fatto con della ricotta iblea, che viene lavorata con del sale e del pepe della maggiorana. E mentre poi passiamo al sugo lo otterremo con il maiale dei Nebrodi, scegliendo le parti un po' più grasse, il concentrato di pomodoro, la cipolla, delle foglie di alloro e del vino rosso, e alla fine bagneremo con acqua e faremo cuocere. Tutto verrà completato alla fine con una grattugiata di caciocavallo ragusano, un po' più stagionato. Iniziamo la preparazione del sugo di maiale. Allora mettiamo un filo d'olio extravergine a cuocere in pentola per poter far imbiondire la cipolla. A questo punto passiamo a far rosolare la carne di maiale. Adesso passiamo ad insaporire il sugo con il concentrato di pomodoro. Bisogna amalgamare bene con la carne. Poi bagniamo con vino rosso. Una volta evaporato il vino, andremo a coprire abbondantemente con dell'acqua e si farà cuocere per circa 3-4 ore a fuoco basso, delle foglie di alloro, e poi però andremo a salare alla fine. Allora, adesso cominciamo con la preparazione del ripieno dei ravioli. Quindi bisogna lavorare la ricotta con la forchetta, così schiacciarla. Dopodiché andiamo a mettere un pizzichino di sale. È importante che la ricotta sia del giorno prima, perché deve buttare fuori il siero, altrimenti ti rammollisce e inumidisce troppo la pasta. Dopodiché passiamo a tritare della maggiorana fresca. Questa aromatizzazione della ricotta e dei ravioli è tipica della zona di Modica. Poi mettiamo anche un turbo duro. E piglia perché non balle, mamma non può ballare, che mi manca la vestina, per poter comparire. Io sono cosa ci rispondo, la vestina ci rogno io, e la mamma tutta briata, che la figlia vestinata, condannata la figlia mia. Il nostro ripieno adesso è pronto. Adesso Claudio preparerà l'impasto per i ravioli, lavorando la farina di grano duro.
Come manca camicetta per poter comparire, ozzone con la con dell'acqua, poi metteremo un pizzico di sale. Mi basta proprio un pizzico perché già è molto gustosa e molto profumata questa farina. È un grano siciliano di bassa resa ma di grande qualità. Come manca in gonna per poter comparire, ozzone con la ci rispondio, me ne gonna ci rogno io, e la mamma tutta briata, che aveva la figlia vistenata, che mi gettata, mi riconnata, contenta della figlia mia. E figlia perché non parli, e mamma Adesso bisogna lavorare energicamente la pasta per poterla fare amalgamare bene, visto che si parla di una lavorazione manuale. In ogni caso se si facesse a macchina bisogna lavorarla non troppo, perché si otterrebbe una pasta troppo dura e poi elastica. Bene, adesso che la pasta è abbastanza lavorata, si fa riposare un pochettino in modo che perda l'elasticità e poi da questa pasta dobbiamo stenderla con la macchina ad uno spessore di 0 mm ed ottenere delle sfoglie di questo spessore. Lavorarle bene con della farina sempre di grano duro e poi passiamo a confezionare i ravioli. Una ricotta che abbiamo preparato prima, mettiamo un bel cucchiaino pieno, polmo, sulla pasta e poi andiamo a richiudere. Bene, chiudiamo in modo che non ci sia aria all'interno e dopodiché andiamo a coppare col coppapasta. I nostri ravioli sono pronti adesso. Bene, adesso controlliamo il sugo perché dovrebbe essere pronto. Ecco qua, sì. È abbastanza ristretto. È abbastanza ristretto, la carne è bella morbida, la cotenna pure ha rilasciato il grasso al sugo, quindi arricchendolo di sapori e di profumi. E questa qui poi la taglieremo a fettine più o meno di 1 centimetro di spessore, che poi andremo ad accompagnare insieme ai ravioli. Adesso passiamo alla cottura dei ravioli. Mettiamoli in acqua salata che però deve sobbollire, non bollire. Facciamo cuocere per 2-3 minuti al massimo. Dopodiché sgoccioliamo e passiamo all'impianto. Adesso i nostri ravioli sono pronti, li sgoccioliamo. Bisogna fare attenzione perché il ripieno è molto umido, quindi si possono rompere. Adesso impiattiamo i nostri ravioli. Andiamo a condire col sugo di maiale. E poi ci mettiamo un pezzettino di carne che abbiamo preparato prima, tagliata, dell'insaporita. Completiamo per richiamare quello che abbiamo messo all'interno con un ciuffettino di maggiorana fresca. Adesso questo piatto insieme al formaggio grattugiato è pronto per essere mangiato. Buon appetito!